Eravamo in pista attendendo atterraggi di normali velivoli quotidiani e quindi nulla di che, quando abbiamo visto arrivare il primo elicottero, credendo fosse un'esercitazione, e poi sul momento abbiamo capito che non lo era, e qualche attimo dopo arrivare il secondo elicottero del 118 e sentire le ambulanze, quindi era evidente che qualcosa fosse successo. Un boato improvviso, il pavimento che cede sotto i piedi e il vuoto di diversi metri, attimi di terrore che potevano trasformarsi in tragedia al Lido di Venezia, dove il crollo del solaio dell'ex caserma Pepe ha causato 4 feriti, tutti operai, 5 le persone evacuate. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 del mattino durante un sopralluogo tecnico nella struttura di San Nicolò, destinata a diventare uno studentato universitario di Ca' Foscari da 220 posti letto. Un anno fa il via ai lavori. 9 le persone presenti al momento del cedimento tra operai, tecnici e professionisti incaricati dei lavori. Il solaio del primo piano improvvisamente ceduto, facendo precipitare i 4 lavoratori da un'altezza di circa 5-6 metri. All'arrivo del secondo elicottero e a sentire le ambulanze abbiamo capito immediatamente che c'era stato un evento di pericolo, e quindi siamo andati incontro appunto agli operatori del 118. Eravamo alla pista al lato sud e quindi coperti dalla struttura dell'aerostazione. La cosa è successa invece lì nella caserma, dove c'è il cantiere di restauro per quello che sarà lo studentato. Stavano intervenendo per portar via eventuali feriti. Vedere 2 elicotteri che arrivano e sentire l'ambulanza piacere non fa. Nonostante la violenza dell'impatto, nessuno sarebbe in pericolo di vita. I feriti sono stati soccorsi tempestivamente dal SUEM, 2 di loro sono stati ritrasportati agli ospedali di Mestre e Treviso, mentre gli altri 2 sono stati trasferiti tra Mestre e Venezia con traumi di media e lieve entità. Gli altri 5 presenti sono riusciti a mettersi in salvo ed evacuati dai vigili del fuoco, intervenuti con squadre del distaccamento del Lido e con il supporto dell'autopompa lagunare da Dorsoduro. Sul posto, oltre ai soccorsi, le forze dell'ordine e i tecnici dello Spisal, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause del cedimento, probabilmente legato al deterioramento dei materiali della struttura. L'area è stata messa in sicurezza e posta sotto sequestro mentre proseguono le indagini su un episodio che avrebbe potuto portare a conseguenze ben più gravi.